E come se non bastasse la siccità che colpisce la Sicilia, accade anche che in alcuni casi l'acqua in distribuzione non sia potabile. A Canicattì, infatti, il sindaco Corbo ha emanato il divieto di utilizzo acqua per scopi alimentari su tutto il territorio comunale. Lo ha fatto con una ordinanza con la quale viene vietato l'uso dell'acqua per scopi alimentari su tutto il territorio comunale, una disposizione urgente che è scaturita da una nota dell'Associazione Idrica Comuni Agrigentini, AICA di Agrigento, che ha comunicato che da controlli eseguiti su campioni di acqua in ingresso ed in uscita dai serbatoi comunali, gli stessi presentano parametri non conformi ai valori stabiliti e che in via cautelativa è stata interrotta la fornitura idrica su tutto il territorio comunale. Pertanto, per garantire la tutela della salute pubblica e le condizioni di sicurezza igienico-sanitaria, il sindaco ha ordinato di interdire provvisoriamente la potabilità dell'acqua in attesa dei necessari interventi per il rientro dei parametri e assicurare gli standard di qualità fissati dalla legge.